Buonasera, benvenuti a questa edizione di Sicilia 24. Vediamo insieme i principali titoli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palermo per ricordare Rocco Chinnici, il giudice ucciso il 29 luglio di 40 anni fa dalla mafia. Nel pomeriggio il Capo dello Stato ha visitato la chiesa di Santa Maria di Gesù colpita dagli incendi nei giorni scorsi, una ferita aperta, dice all'arcivescovo Lorefice. Dopo i blackout elettrici di questi giorni a Catania è pioggia di richieste di risarcimento a Sicilia 24. Confconsumatori spiega quali rimborsi spettano agli utenti rimasti privi del servizio dai commercialisti, intanto la richiesta di slittamento del pagamento delle tasse. A Fontana Rossa si lavora per il ritorno alla normalità, ma non si placano le polemiche sulla gestione dell'emergenza. Viaggiatori ancora costretti ad affrontare tanti disagi tra cancellazioni e dirottamenti in altri aeroporti. Da domani torna l'allerta per il caldo. Catania e Palermo tra le città segnalate con bollino arancione, bollino rosso invece per il traffico sulle strade. Per un weekend da esodo estivo, sabato e domenica stop ai mezzi pesanti. Non si può morire di lavoro. La mobilitazione di CGIL e UIL per fermare la spirale delle morti bianche. Mancano gli ispettori ed è impossibile lavorare in condizioni di caldo estremo. Il sit-in nei capoluoghi di tutta l'isola. Tutto esaurito e pubblico entusiasta nella Valle dei Templi di Agrigento per la prima data siciliana di Zucchero Fornaciari, il World Wild Tour dell'artista da questa sera per 3 appuntamenti al Teatro Greco di Siracusa. Calcio, Tabiani fa il punto dopo i primi giorni di ritiro del Catania e in attesa dei prossimi rinforzi provenienti dal mercato. Primo obiettivo, il portiere. Come sentivamo dai titoli, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Palermo per ricordare Rocco Chinnici, ma la sua visita si è prolungata alla chiesa di Santa Maria di Gesù colpita dagli incendi dei giorni scorsi. Una ferita aperta, ha detto il Capo dello Stato all'arcivescovo Lorefice. Ci dice tutto Marco Gullà. Una ferita aperta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Palermo per presenziare ad un seminario alla memoria di Rocco Chinnici, ha chiesto di visitare la chiesa di Santa Maria di Gesù, pesantemente danneggiata dagli incendi che hanno colpito il capoluogo. Una chiesa di grande importanza. Prima dell'incendio erano custodite le spoglie di San Benedetto il Moro, andate distrutte, copatrono di Palermo. Ma anche perché nel cimitero accanto sono sepolti i Florio. Il Capo di Stato è impietrito dinanzi a quel che resta della chiesa. Ma perché si vede ci sono degli alberi bruciati e quello accanto no, cioè dipende il vento, quello che trasporta. Sono dei giorni di inferno, Presidente. Mattarella, prima di recarsi alla chiesa di Santa Maria di Gesù, ha presenziato un seminario in memoria del 40° anniversario dell'uccisione per mano mafiosa del giudice Rocco Chinnici. Per il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il metodo di Chinnici era innovativo, ancora persistente nonostante siano passati tanti anni. Una giornata ricca di importanza per il figlio di Chinnici, oggi presente al seminario. È nato tutto qui, è nato 40 anni fa al piano di sotto, all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, quando papà Rocco Chinnici diventò capo dell'ufficio istruzione. Papà comprese che per contrastare un fenomeno che era sempre più grave, sempre più violento, sempre più potente e anche eversivo, era necessario creare un gruppo di giudici specializzati. Sulle discussioni di cambiare la riforma della giustizia e del concorso esterno, il figlio di Rocco Chinnici risponde così. Io credo che tutto il percorso che è stato fatto in questi anni, che sono stati anche costellati da fatti drammatici come le ben note uccisioni, ma anche il sacrificio di uomini che magari sono meno conosciuti e meno ricordati. C'è un patrimonio in quel sacrificio che certamente non può essere oggi dimenticato. Giorni di inferno, diceva il Vigile del Fuoco al Presidente della Repubblica riferendosi agli incendi, e sono stati giorni difficili per tutti i cittadini siciliani per la mancanza di acqua e di luce in tante parti appunto dell'isola, e dopo i blackout gli utenti preparano le richieste di risarcimento. Confconsumatori spiega quali rimborsi spettano agli utenti rimasti privi del servizio. Marco Carli.
Inondati dalle richieste di risarcimento, le associazioni dei consumatori fanno sapere che sono già tantissime le denunce pronte da parte dei cittadini che hanno subito un disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica in questi giorni tremendi. Una pioggia di richieste non ancora stimabile definitivamente, perché altre se ne aggiungeranno, visto che i fatti sono purtroppo drammaticamente recenti. Consumatori dunque dà l'idea di cosa può succedere adesso. L'indennizzo è dovuto e spetta all'utente per il solo verificarsi del fatto, cioè dell'interruzione del servizio. E la somma è già predeterminata. Diversa la situazione per quanto riguarda il risarcimento dei danni, che sempre secondo Consumatori spetta ugualmente, ma va dimostrato. Portiamo un esempio: se è stato danneggiato un elettrodomestico e quindi è necessario ripararlo, la fattura deve essere quanto più analitica nella descrizione dell'intervento effettuato per la riparazione. Se invece l'elettrodomestico è stato irrimediabilmente danneggiato e quindi deve essere sostituito, la fattura di acquisto di quello nuovo è conservare quello vecchio danneggiato. C'è poi la questione degli alimenti andati a male per il mancato funzionamento dei frigoriferi dovuto proprio all'assenza di energia elettrica. Se vi è addirittura la possibilità di reperire gli scontrini del supermercato oppure del macellaio, della pescheria, questo bene. In ogni caso la prova delle foto che si hanno dei generi alimentari prima di buttarli, e questo può essere utile per la prova. In ogni caso bisognerà poi inoltrare una lettera con cui si chiede questo danno e capire cosa risponderà la società. E sul fronte tasse, i commercialisti siciliani, dopo i disagi legati ai blackout che abbiamo raccontato e visto in questi giorni durante le nostre edizioni, avanzano la richiesta di posticipare di un mese ad agosto le scadenze di fine luglio. Angelo Gaiano. Considerate le calamità naturali e non solo, c'è la possibilità che le scadenze prossime legate al pagamento delle tasse possano essere posticipate? Ma noi come commercialisti crediamo veramente di sì, anche perché il nostro Presidente del Consiglio nazionale già ha fatto istanza al Vice Ministro Leo e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, perché nei nostri studi ci sono stati grandi problemi, proprio sia studi in Sicilia sia studi in Lombardia, con le ultime calamità naturali che ci sono stati. E chi sono i soggetti, le persone fisiche, ma anche le aziende che possono chiedere eventualmente una dilazione? Allora, la richiesta è stata fatta un po' per tutti i contribuenti. Consideriamo che la scadenza era il 31 luglio, che era il termine ultimo per il pagamento dell'autoliquidazione dei modelli dichiarativi. La richiesta è di spostare questo termine del 31 luglio alla prima scadenza utile, che in questo momento è il 21 agosto, quindi uno spostamento di 20 giorni per dare la possibilità ai colleghi di completare gli adempimenti e quindi consegnare ai propri clienti, persone fisiche e imprese, il pagamento da effettuare. Per il contribuente comunque si tratta di sommare un doppio pagamento, in sintesi. Certo, perché già il 21 agosto noi ci troviamo a dover pagare l'IVA, per esempio per i trimestrali di aprile, maggio e giugno, o per i mensili dell'IVA di luglio, oltre ai contributi inerenti artigiani e commercianti o i contributi per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, quindi significa un assommarsi a già le scadenze ordinarie. E il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fatto sapere che il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito appunto alcune zone d'Italia. E voltiamo pagina, ma rimaniamo, come dire, nell'alveo delle emergenze che in questi giorni, questa settimana, hanno flagellato la Sicilia. Ancora lontana la normalizzazione all'aeroporto di Catania, parzialmente bloccato dopo l'incendio del 16 luglio scorso. Viaggiatori che devono affrontare tanti disagi tra cancellazioni e dirottamenti in altri aeroporti, e si infittisce la polemica sulla gestione dell'emergenza. Lorena Dolci.
Riapertura a piccoli passi, ma nessuna data certa per il ritorno alla normalità dell'aeroporto di Catania, ancora in panne dopo l'incendio del 16 luglio scorso. Il piccolo terminal, la tensostruttura in corso di allestimento da parte dell'aeronautica, sarà consegnato il 1° agosto. Da martedì, dunque, i voli in arrivo e in partenza aumenteranno a 14 l'ora, sempre la metà di quelli a regime in questa stagione. Tutti gli altri continueranno ad essere dirottati sugli scali alternativi. Nel frattempo, dalla SAC fanno sapere che proseguono i lavori di bonifica del Terminal A da parte della ditta incaricata di eliminare ogni traccia di fumo, mentre è aumentato il numero delle navette gratuite messe a disposizione per i transfer da Trapani soprattutto, ma anche da Comiso e Palermo. Fin qui il cronoprogramma, ma restano ancora tanti buchi neri nella gestione di questa emergenza che il sindaco di Catania Trantino, ma non è l'unico, ha definito approssimativa. In Parlamento il PD chiede al ministro Salvini di commissariare la SAC, mentre il ministro delle imprese Adolfo Urso incrocia le spade con il presidente Schifani nella sua richiesta di chiarimenti. Se la SAC non ha ancora risposto, legge il suo amministratore Nico Torrisi, arriva invece la nota dettagliata dell'ENAC. Un dossier ancora top secret finito sul tavolo di Regione e Ministeri che fornisce le prime risposte su modalità e tempistica di riapertura dello scalo, ma anche ad esempio sugli interventi di ripristino del Terminal Morandi. Già la vecchia aerostazione, perché non è stata subito riaperta, si chiedono in tanti, invece di buttare sulle spalle dei passeggeri i disagi di ritardi, cancellazioni e trasferimenti? E poi c'è l'inchiesta della Procura di Catania che ha nominato 2 periti per verificare le cause del rogo partito dal cavo di una stampante, ma anche eventuali ritardi ed omissioni nella gestione. In ballo ci sono anche 100 milioni di euro di danni, secondo le prime stime, richieste di risarcimento che potrebbero arrivare da compagnie aeree e passeggeri. Un bimbo è caduto da un balcone in Corso dei Mille a Palermo. È rimasto ferito gravemente ed è in codice rosso all'ospedale di Cristina. Sul posto per prestare i soccorsi è intervenuto il personale del 118, ma un infermiere e un medico sono stati picchiati da parenti e amici del bambino. Sull'accaduto indaga la polizia. E cambiamo pagina, da domani torna l'allerta per il caldo, Catania e Palermo tra le città segnalate con bollino arancione che diventa rosso invece per il traffico sulle strade. Nel fine settimana stop ai mezzi pesanti, Francesco Triolo. La tregua sembra essere terminata, da domani le previsioni parlano dell'arrivo di un'altra ondata di caldo con bollino arancione per Catania e Palermo insieme ad altre 8 città italiane. Lo stato di preallerta indica che possono esserci temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili come anziani e bambini. L'avvertenza è quella di prestare sempre molta attenzione anche perché a luglio si è registrato un incremento della mortalità associata ai giorni di ondate di calore al sud, più 2% con Catania e Palermo tra queste città, ed a Catania sono state centinaia le persone, tra cui anche alcuni senza fissa dimora, che hanno usufruito dei locali climatizzati approntati nel centro Le Ciminiere, dove hanno trovato 2 pasti gratuiti al giorno e accoglienza e protezione nelle ore più difficili in cui si sono raggiunte temperature elevatissime. E l'ultimo fine settimana di luglio coincide anche con il primo vero esodo estivo per le partenze di breve e lunga permanenza. La viabilità complessivamente nel paese è da bollino rosso già dalla mattinata di sabato e la Sicilia ha diversi punti sulla rete autostradale in cui prestare attenzione. In particolare le arterie più interessate dal traffico per l'esodo sono le autostrade Palermo-Catania, la Messina-Catania, la Palermo-Mazzara del Vallo, la tangenziale ovest di Catania e le loro diramazioni e raccordi, oltre che la Alcamo-Trapani con la diramazione per Punta Raisi. Da domani mattina entrerà in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Per un viaggio informato, le notizie su esode estivo e viabilità sono disponibili sui siti e i canali social di ANAS, di Autostrade Siciliane e del CIS Viaggiare Informati. Il numero verde del pronto ANAS è 800 841 148 con un operatore H24 dal quale è possibile avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Vi do un aggiornamento sulla notizia di poco fa riguardo al bambino caduto dal balcone, è una notizia appena uscita sulle agenzie. Si tratta di una bambina tedesca e non di un bambino come si era appreso in un primo momento. La piccola paziente è nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia e ricoverata appunto, come vi dicevo, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cristina. È caduta dal primo piano di un palazzo da un'altezza di 5 metri. Sull'accaduto, come vi
vi dicevo, indaga la polizia anche per far luce su quello che è stato poi l'aggressione al personale del 118. L'ambulanza sarebbe stata circondata e colpita con calci e pugni da parenti e amici della bambina, impedendo all'infermiere e al medico che erano a bordo di scendere subito per i soccorsi. Cambiamo argomento, non si può morire di lavoro. Grido d'allarme di CGIL e UIL per fermare la spirale delle morti bianche. Mancano gli ispettori ed è impossibile lavorare in condizioni estreme di caldo. Sit-in in tutti e 9 i capoluoghi siciliani. Angelo Gaiano. Non si può morire di lavoro nel 2023. Lo hanno gridato a gran voce i rappresentanti di CGIL e UIL, che hanno promosso sit-in nei 9 capoluoghi della Sicilia, ancora scossi dall'emergenza incendi. Sotto la prefettura di Catania si sono dati appuntamento decine di lavoratori che, insieme ai sindacati, hanno chiesto un cambio di passo per arginare il fenomeno delle morti bianche, oggi in preoccupante crescita. CGIL e UIL sollecitano sicurezza nei cantieri, nei capannoni, nei campi e in ogni luogo di lavoro. Un documento è stato consegnato al prefetto dai segretari generali etnei delle 2 organizzazioni sindacali, Carmelo De Caudo ed Enza Meri. Vogliamo più sicurezza nei luoghi di lavoro, perché la sicurezza è una speranza per vivere meglio all'interno delle aziende di dove si lavora. In Sicilia non si è fatto niente neanche per i colpi di calore, mentre in Puglia da 3 anni c'è questa legge, quindi chiederei a Schifani di intervenire, perché mi pare che c'è poco interesse e non si può morire di lavoro nel 2023. CGIL e UIL ribadiscono l'allarme per lo shock termico durante lo svolgimento delle attività lavorative in luoghi ove non sia possibile mitigare i rischi connessi alla esposizione al caldo estremo. A tal proposito chiedono l'immediata emanazione di un'ordinanza regionale per la sospensione di tutte le attività dalle 12 alle 16 in caso di allerta a ondate di calore, l'attivazione anche di tavoli permanenti territoriali per il monitoraggio e verifica statistica dell'applicazione normativa vigente. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. E rieccoci di ritorno dopo la pubblicità. Da Sanremo alla Caritas, una volontaria d'eccezione, la cantante Malika Ayane, per aiutare le famiglie che in questi giorni hanno sofferto a Catania per la mancanza di luce, acqua e tanto altro. Sentiamola con Eva Spampinato. Ha voluto dare il suo contributo, aiutare, essere vicina ai disagi e alle difficoltà che i catanesi stanno vivendo in questi difficilissimi giorni e che lei stessa ha toccato con mano atterrando a Catania. Malika Ayane, una delle voci più belle della musica italiana, avrebbe dovuto presentare in città il suo primo libro, ma per rispetto e sensibilità ha ritenuto opportuno annullare l'evento. E così. E leggendo della disponibilità degli spazi da parte dell'amministrazione comunale alle Ciminiere, che è il primo posto in cui io sono stata a Catania a cantare ormai 15 anni fa, e ho pensato di venire a curiosare sul come la città si rende utile per la città, e quindi inevitabilmente sono capitata qua ed è stato istruttivo, devo dire. L'artista milanese si è unita ai volontari della Caritas, che in questi giorni hanno raddoppiato i loro sforzi per sopperire anche alle esigenze di quanti non avevano acqua e luce in casa e hanno usufruito dei pasti della Caritas diocesana negli spazi delle Ciminiere o qui nella mensa di Viale Africa. Non è tanto un pavoneggiarsi perché si fa qualcosa di buono, ma andare a scoprirlo perché più persone possibile possano poi a loro volta fare. Sicuramente non impacchetteranno mai come ho impacchettato io oggi, questo mi dispiace per tutti, però ecco, fare qualcosa a loro volta, non perdere quella speranza, perché potremmo essere noi quelli che si trovano all'improvviso ad aver bisogno di aiuto. In cucina Malika ha contribuito ad impacchettare le porzioni di pasta e pane per quanti ieri, ed erano tanti, hanno trovato un luogo sicuro per consumare la cena in compagnia. Un servizio mensa quotidiano ha il principale obiettivo di intercettare altre forme di povertà tramite un dialogo, tramite la possibilità di potersi sedere e condividere un pasto. La cantautrice è diventata un piccolo amplificatore di generosità e buone notizie. E dalla musica solidale passiamo alla musica suonata e cantata. È tornato in Sicilia con il suo tour Zucchero Sugar Fornaciari. Stasera il primo di 3 concerti al Teatro Greco di Siracusa dopo il grande successo alla Valle dei Templi di Agrigento. Davide Sardo.
Grande successo ad Agrigento per la prima data siciliana del 2023 del World Wild Tour di Zucchero Sugar Fornaciari. Nella splendida cornice del Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio, Zucchero ha dato vita ad un ricco ed energico show di oltre 2 ore e mezza in cui ha divertito ed emozionato il pubblico con i suoi più grandi successi incastrati in una scaletta da brividi. Sold out per la prima del concerto siciliano del cantante reggiano, un pubblico eterogeneo, un incontro tra generazioni, quello che si poteva ammirare in platea e sulle tribunette. Zucchero è un artista internazionale molto bravo. Quale canzone ti piace maggiormente di Zucchero? Ma svariatissime. Baila Morena. Che fa come? Baila, baila Morena, sotto questa luna piena. Ad accompagnarlo sul palco una super band internazionale composta tra gli altri da Polo Jones, K. Dyson, Peter Vettese, Mario Schiliro e Adriano Molinari. Zucchero sarà in concerto stasera, domani e dopodomani al Teatro Greco di Siracusa, dove anche lì è già sold out. E con le note di Zucchero andiamo in pubblicità, torniamo per lo sport. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di calcio. Dopo quasi una settimana di lavoro il tecnico del Catania, Tabiani, fa il punto in attesa dei rinforzi che arriveranno dal mercato, con il ruolo del portiere al momento in primo piano. Marco Carli. Quasi una settimana di lavoro per il Catania, ancora poco per vedere cosa succederà nel futuro, anche perché la rosa, lo sappiamo, va ancora completata, ma già abbastanza per capire come Tabiani stia già provando a plasmare la sua creatura e potrebbe avere ancora più tempo visto l'ipotesi di partenza ritardata del campionato di C. Intanto queste le prime impressioni del tecnico. Tutto positivo, i ragazzi stanno andando forte, si divertono, lavorano con grande intensità e mi rendo conto che abbiamo una squadra con grandissima individualità. Adesso dobbiamo lavorare a mettere il collettivo nelle individualità e penso che ci potremmo divertire. Tabiani non si sbilancia sul mercato, ha dato delle indicazioni, ma attende gli ultimi rinforzi, sapendo che la società sta lavorando per rendere ancora più competitivo l'organico. Intanto ci sono anche i tifosi che con il loro calore, nonostante le porte chiuse, hanno già conquistato il tecnico. Già l'altra sera sono venuti i ragazzi a salutarci in albergo e tutti i ragazzi filmavano col filmino, molti mi hanno detto mi sono venuti i brividi e anche a me, anche se ho una certa età, non è che sono proprio un decrepito, però inizio ad avere una certa età, devo dire la verità che mi ha colpito, era un po' che non vivevo determinate sensazioni e mi ha reso orgoglioso di essere qua. In attesa ci sono i colpi che costituiranno l'ossatura dell'11 di partenza, quelli che insieme a Ladinetti andranno a costituire la spina dorsale della squadra. Vicino il portiere Dini, Furlan, c'è anche Del Frate della Pro Sesto, ma attenzione al colpo a sorpresa. In difesa c'è Golemice che ha però altri pretendenti, si segue Quaini mentre Marconi ha definito solo voci, quelle relative al Catania. E poi c'è la punta su cui si lavora da tempo, novità attese la prossima settimana. E prima di chiudere una notizia di scherma, sfuma purtroppo il sogno iridato per l'Italia femminile di spada. Ai mondiali di Milano la formazione azzurra con le spadiste catanesi Rosella Fiammingo e Alberta Santuccio si è arresa in finale alla Polonia. Finisce qui questa edizione del nostro TG, vi auguro un buon proseguimento di serata.